Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parleremo che su molti siti ho trovato che gli albergatori, chi ha ristorante, ristoratori, questi dei lidi che ho messo questa foto, si sono lamentati per colpa del reddito di cittadinanza. Per loro l'estate è andata malissimo. Quindi hanno scritto è stata chiusa colpa per il reddito di cittadinanza, è stata la colpa è del Movimento 5 Stelle, la colpa è di Maio. Ma vi siete mai fatto la coscienza voi? Date la colpa a Di Maio, al 5 Stelle. Voi che approfittate delle persone, che vengono a lavorare ragazzi per 700-800 euro al mese e massimo 1000 euro. Perché non mandate i vostri figli a lavorare così? Io sono del sud e ho avuto la fortuna di lavorare a nord per un'azienda davvero seria. Io, è vero, facevo anche 10-12 ore al giorno, però mi pagavano pure 80-100 euro al giorno. Quindi diciamo che il gioco valeva la candela, no? Invece questi ragazzi devono sgobbare per 12 ore, 14 ore per questi 1000 euro. E beh, te lo dice uno del sud, tieniteli. Di Maio ha fatto una santissima cosa a fare una cosa così. Sai perché? Allora, ha tolto questa cosa da mezzo. Questi poveri ragazzi lontano da casa, lontano dalla mamma, lontano dal papà, lontano dagli amici di tutti i giorni, a farsi il sederino 14-15 ore e ritrovarsi poi a fine estate con nulla. Hanno fatto un'esperienza, mi viene a dire. Esperienza di che? Tu hai fatto i miliardi. Il povero ragazzo si porta a casa. Facciamo maggio, giugno, luglio, agosto. 4.000 euro. Ma sto ragazzo su 4.000 euro qualcosa l'avrà speso sicuramente perché credo in quella poche ore che è riuscito a liberarsi uno sfizio sicuramente se lo sarà tolto, sarà uscito con qualche ragazzo oppure viceversa con qualche ragazzo. Diciamo che questo torna a casa senza soldi. Ora fai la domanda che la colpa è il reddito di cittadinanza, no? Caro mio, dai la colpa a te stesso. Metti mano alla tasca, invece di sfruttare queste persone per 1000 euro e farli lavorare 14 ore. Fai i contratti buoni, non fare il contratto di 3 ore e poi lavorano 12, 13, 14. Fai il contratto di 14 ore. Perché non lo fai? Vuoi dare la colpa al Movimento 5 Stelle, vuoi dare la colpa a chi vuoi tu, dai la colpa a te stesso. Tu a fine stagione sei pieno di miliardi. Il ragazzo che torna a sud oppure che sta a nord, poi dipende, non è che vengono tutti da giù a lavorare. Che si ritrovano dopo 3 mesi estivi? Niente, la fame. E quindi io da buon meridionale, fame per fame, mi sto a casa mia. Ripeto, qua tutti quanti hanno voglia di lavorare, però vogliono anche essere pagati. Allora se il Movimento 5 Stelle crea, giustamente come credo che sia, lavoro, questo è sicuro che tutti i meridionali andranno a lavorare, perché sanno che quando faranno quelle famose 8 ore, non 14, saranno pagati con uno stipendio di 1.300, 1.400, 1.200, ma avranno fatto 8 ore, avranno un giorno a settimana di riposo. Allora così è normale. Allora uno può andare anche lontano di casa, tipo come ha detto il reddito di cittadinanza, anche a 100 km da casa, vabbè ci sta. È segno che uno prende casa lì dove ha preso il lavoro e si stabilisce lì. Però sicuramente prenderà uno stipendio di 1.300, 1.400, farà 8 ore di lavoro, non 14. Avrà l'altra giornata per dedicarsi ai figli o altro, Stella, Di Maio, eccetera, eccetera. Tu prendi 10 ragazzi a 1.000 euro al mese,
ti pensi che li stai pagando bene? Ma ti sei reso mai quanto li paghi a ora? Uno che fa 14 ore, perché i camerieri lo so. Sai quanti amici miei sono andati al nord a fare i camerieri, i ristoratori, gente che è andata a fare il cuoco addirittura pigliava 1300, 1400, cuochi, gente che veniva qui che ha frequentato l'alberghiero. Sai cosa mi rispondevano? E poi, beh, ho questo o altro, che devo fare? La famiglia poi. Questa era la risposta che davano i miei amici. Per necessità, per necessità, per necessità. Quindi venivano sopra per necessità. Ora che Luigi Di Maio ha fatto questa legge proprio per gente come voi, per togliervi da mezzo, ma no per togliervi da mezzo nel senso che vi dovete togliere, no. Volete il personale, pagate bene. Un cameriere che dalla mattina alla sera cammina in sala con i piatti in mano tutti i giorni per 14 ore, senza esagerazione, ma senza esagerazione, se gli dai 2000 euro al mese, vitto e alloggio, non gli hai dato nulla di tuo. Perché qua a Salerno, qua ci stanno, noi chiamiamo le comande, le servite, come le volete chiamare voi, e vanno pure a fare qua, solo che qui è poco più lavoro. E ti posso garantire che qui una servita in un ristorante della zona, che puoi lavorare pure 12-13 ore, pagano 80-100 euro al giorno. E parliamo di Salerno, parliamo di, cioè della costiera cilentana, della Sicilia. Vai a fare una serata come cameriere, che poi al finale è sempre venerdì, sabato e domenica, poi qua, e si prende 80 euro a, diciamo, a servita, e poi giustamente puoi fare pure 12-13 ore. Però il ragazzo ha preso 80 euro, sta vicino casa, dorme nell'albergo e poi lunedì se ne va a casa. Invece io devo andare in Riviera Romagnola, prendere 30 euro al giorno, lavorare 14 ore. Tu a fine estate sei miliardario, io torno a casa a fine estate con 3.000 euro. Se ho fatto il bravo che non mi sono speso nulla. Quindi se vuoi mettere qualcuno a lavorare, metti tuo figlio oppure tua figlia. Fate gli alberghi a livello familiare, come si dice? Da noi diciamo a conduzione familiare. Essere i miliardi non si, allora, i miliardi non si fanno pagando di meno il personale. Purtroppo sta storia deve finire, che purtroppo se molti di voi hanno i miliardi è perché molte persone come noi, purtroppo ora stanno cambiando le cose. Quindi eravamo ignoranti noi che venivamo su a farvi fare i miliardi e noi scendevamo con la miseria qui a su, e voi avevate fatto una bella stagione estiva, come dite voi, a nord, a Riviera Romagnola oppure tutte queste località. Quindi non dai la colpa al reddito di cittadinanza, dai la colpa a te stesso. Quando arriva il ragazzo dal nord, dal sud, dal centro Italia e ti lavora 12-13 ore al giorno e tu lo vedi perché tu lo vedi, paga bene, vedi che il ragazzo l'anno prossimo ritorna, perché è vero che se noi meridionali andiamo fuori, però io, come si dice, tu il napoletano oppure il meridionale lo fai fesso una sola volta, la seconda volta non lo fai, quindi ti sei preso il gioco di me, di altri, una sola volta, ma non due volte. Io posso pure lavorare 12 ore, pagami per 12 ore. Quindi non andare a scrivere sui giornali, sui social, estate rovinata per colpa del Movimento 5 Stelle, estate è stato un disastro, hotel liti non troviamo personale. Perché non è scritto che non pagate? Anzi, ve l'hanno scritto veramente. Di Maio stesso ve l'ha detto. Quindi perché se andate qua, questi qua si accontentano di prendere il reddito di cittadinanza di 700 euro invece di venire qua a lavorare per 1000,
1100 euro, ma tu lo faresti, dimmi? Cioè, ma ci rendiamo conto, ma fate o ci sei, o ci siete, non lo so. Questo reddito di cittadinanza è stato fatto per questo, per togliere gente come te che sfrutta queste persone. Ma io non lo so, guarda, a volte non penso che o lo fate di proposito oppure ci siete in senso vero proprio. Ma ora senti qua, i 5 Stelle sul loro blog rispondono a queste persone. I lavori stagionali sono la giungla di precarietà, orari disumani, stipendi da fame e nessuna sicurezza. Noi col decreto dignità e il reddito di cittadinanza sosteniamo chi è stato ridotto alla fame dai precedenti governi. Quindi più chiaro di questo io credo che non si può, ragazzi. Andate sul blog dei 5 Stelle e lo leggete. Cioè è stata fatta proprio per questa gente che sfrutta le persone. Quindi volete il personale, volete fare i miliardi, allora per fare i soldi bisogna cacciare i soldi. Questa è una cosa che mi ha detto il mio datore di lavoro, quello di Torino, che sempre così mi dice. Dice bene, e quello è di Striano, quindi provincia di Napoli. Però abita da tanti anni lì a Torino e ha costruito la sua fortuna, diciamo così. Dice che per fare i soldi devi pagare bene il personale. Se il personale non lo tieni per bene, non vai da nessuna parte. Quindi diciamo che il fulcro del successo è il tuo personale. Se non lo tieni bene, ciao ciao. Perché lui ad esempio, a me ad esempio il mio datore di lavoro fa fiere in tutto il mondo. Calcola che ci vogliono un sacco di operai, immagina che vuole pagare 40 euro al giorno, nessuno andrebbe. Invece noi percepiamo 80 euro al giorno, vitto e alloggio. Allora il discorso cambia perché io dico vado a fare 4 mesi di sacrifici, quando ritorno a casa porto 10.000 euro, la mia famiglia può stare bene. È vero, ho fatto 4 mesi di sacrifici, però ne è valsa la pena. Io vengo 4 mesi al nord, 1000 euro, sono 4.000 euro. Di questi 4.000 euro la mia famiglia paga il pigione, la metà. Gli altri 2.000 fanno la fame. La matematica non è stata mai un'opinione né a nord né a sud né a centro, quindi e poi devo lavorare 12, 13, 14 ore, poi dipende. Poi sapete dire bene perché anche io l'ho fatto una sola volta in Liguria, diciamo in un albergo che aveva anche la piscina e tutto il resto. Avevamo fatto il patto di 2.000 euro al mese vitto e alloggio, poi al finale mi ha messo 1.000 euro in mano al primo mese, subito me ne sono andato via. Cioè abbiamo pattuito 2.000 euro al mese vitto e alloggio. Mi viene a dire le cose non vanno bene, mi dispiace, più di questo non posso darti. Io se non ho detto ma non fa nulla. Arrivederci e grazie. Dice ma dove? Me ne torno a casa. Questo lavoro fatelo tu. Però ci sta gente pure che rimane perché ha bisogno veramente e purtroppo bene o male che non siamo tutti uguali e quindi come io la penso che si deve fare la fame la faccio a casa mia perché a Salerno pure si trovano lavori di 700-800 euro, non ti pensare che qua davvero qua chi non vuole proprio lavorare non lavora, anche se è ingiusto lo sappiamo, però ci distruggono, quindi è inutile venire su per 1.000 euro quando poi qua 800 pure si trova. Oppure facciamo l'esempio di tutti questi supermercati che ti fanno firmare contratti da 1.600, 1.700 e poi ti danno 1.000 euro a fine mese. Io conosco un sacco di amici miei che lavorano per catene di supermercati a livello mondiale italiano che sulla busta paga pigliano 1.800 e poi in realtà prendono 1.000. Purtroppo c'è chi
all'acqua fino alla gola ed è costretto, e chi come gli altri riescono ad arrangiare, come si dice qua su, e dite fatelo voi. Perciò ho voglia di andare così. Cioè, mio fratello lavora all'acquedotto, percepisce un bello stipendio, mio padre fatica al comune di Salerno, prende un ottimo stipendio. È vero, fanno nel sederino, però a fine del mese vedono il loro giusto guadagno. Papà si sveglia alle 3 di notte per andare a prendere l'immondizia in strada col camion. Mio fratello, quando è reperibile, scende a qualsiasi orario, all'1, 2, 3 di notte, 4. Quando arriva la chiamata deve scendere, deve andare sul posto di lavoro. Però perlomeno a fine mese vedono i soldi. Io devo salire al nord, fare 14 ore, farti incassare miliardi e miliardi, perché poi non è che sono solo io che lavoro, ce ne stanno altri 50 come me. Tu a fine stagione sei ricco, noi a fine stagione tutti 50 siamo sempre quelli che stiamo. Non avremo mai una buona posizione nella vita. Quindi, come diciamo noi a sud, morte di fame eravamo e morte di fame rimaniamo. E tu ti sei ingrassato. Quindi fammi il piacere, albergatore, ristoratore, chiunque tu sei, manda a lavorare tuo figlio, tua figlia, fai uso familiare e fai la bella cosa. Invece di incassare 10 miliardi, ne incassi 200 milioni, non fa nulla. Vabbè ragazzi, questo era uno sfogo che volevo fare, perché sono troppi giorni che si lamentano queste persone miliardari, e non parliamo di persone come noi, che la colpa è stata del reddito di cittadinanza e così via dicendo. E voglio rispondere proprio a queste persone che approfittano, anzi comprano la fame della gente che ha bisogno, e purtroppo qualcuno purtroppo ci va, qualcun altro di questa stagione purtroppo, chi ha avuto la fortuna di pigliare sto reddito di cittadinanza non ci è andato. Poi la fortuna di chi lavora, come me, che quando vado a Torino io basta che lavoro 6 mesi l'anno, gli altri 6 mesi posso stare a casa, quindi perciò preferisco fare 6 mesi in Finlandia, mi faccio 6 mesi una sola tirata, faccio un sacrificio e poi gli altri 6 mesi mi sto tranquillo. Però quando mi ritiro dai 6 mesi di Finlandia non porto le noccioline a casa. Vabbè ragazzi, scusatemi se vi ho dato fastidio con questo video, ma volevo rispondere a queste persone che dicono che la colpa è del Movimento 5 Stelle, oppure diciamo di Luigi Di Maio, oppure diciamo che questa cosa va contro di loro, perché giustamente non possono fare i porci comodi loro. Quindi cambiate mestiere anche voi. Come si dice, noi del sud siamo abituati a fare 1000 mestieri, imparate anche voi ad arrangiarvi e fare qualche altra cosa. Vabbè ragazzi, ciao ciao a tutti e ci sentiamo dopo.